Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano con le sibille interattive Amore. Avete visto che ho messo un titolo semplice con 1, 2, 3 perché parleremo delle nostre sibille interattive che sono chiacchierine, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3 sull'amore vostro personale. Chiaramente vedremo cosa ci dicono le sibille, ma lascio a voi il resto, cioè nel senso che le sibille diranno questo, ma voi dovete canalizzare, visualizzare il vostro amore. Bene, cari amici, però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di De Garda e al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lo sapete che al lunedì sera alle 20:30 il De Garda e Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati e qui sotto c'è il link di iscrizione. Bene, quindi adesso il vostro Marietto fa una bella mischiettina delle sibille chiacchierine e vedremo sibille interattive Amore 1, 2, 3, cioè il mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Vediamo cosa ci dicono. Ecco, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Concentratevi e entrate bene nel flusso energetico di questi mazzetti. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Il titolo è Sibille interattive Amore 1, 2, 3. Bene, eventualmente fermate anche il video, fate un bel respiro profondo, entrate in canalizzazione, in vibrazione con il mazzetto che è più consono a voi, eventualmente sedetevi, respirate profondamente, concentratevi. Bene, iniziamo. Sibille Amore interattive 1, 2, 3. Donna maritata, viaggio, sospiri, militare e prigione. Allora, per queste sibille, per questo mazzetto, vediamo che la situazione avrà dei cambiamenti. Voi resterete un attimino in sospiro, cioè in attesa, e ci saranno dei segreti che vi porteranno a un blocco. Quindi voi siete una persona stabile, ma ci saranno dei cambiamenti. Quindi il primo mazzetto lo vedo un pochettino sull'amore, un attimino traballante, traballerete un po' nei prossimi tempi le ginocchia, perché questo personaggio o questa donna ha dei segreti che vi terranno un piccolo bloccaggio, ma non c'è pericolo, perché voi potete andare nel canale del vostro Marietto Veneziano, nella playlist del percorso nella playlist dove ci sono le lezioni di radiestesia basic, per prendere e scaricare e guardare le lezioni per attivare circuiti di protezione per il vostro amore. Comunque queste sibille dicono che qui avrete dei momenti un po' impegnativi in cui questo personaggio o questa donna molto probabilmente vi bloccheranno. Vedo un blocco forte e dei cambiamenti in arrivo, e quindi attenzione, mi raccomando, playlist, cercate i circuiti, le lezioni per attivare queste difese per questa situazione che sta per arrivare. Vediamo la sibille, il secondo mazzetto. Conversazione, belvedere, vecchia signora, superbia e mercante. Qui invece la situazione è molto più, come si suol dire, leggera. Si può tranquillamente vedere che ci sarà qualcosa di positivo, perché vedo che c'è grande conversazione con voi avete grandi aspettative e c'è sicurezza. Alcune volte si è preso le cose con, in un certo senso, leggerezza, però attenzione che questo personaggio, questa donna, è molto attenta, molto, come si suol dire, calcolatrice, e quindi è una cosa molto calcolata, è una cosa molto bella in un certo senso, ma anche molto raffinata, perché vediamo che c'è la vecchia signora con dei toni di leggerezza, ma andrà bene per il semplice fatto che questo personaggio chiude con persona saggia nei calcoli. È un tipo molto, o una donna molto calcolatrice, ma è una donna che vedete qui come in conversazione sa dare anche, o un uomo sa dare anche allegria, insomma sa barcamenarsi bene in questo momento della vita. Bene, e vediamo il mazzetto numero 3 delle nostre sibille chiacchierine. Fortuna, amica, omaggio preziosi, denaro e consolazione.
Chi ha scelto il mazzetto numero 3 non c'è più niente da dire, perché hanno detto tutte le sibille chiacchierine. Siete una persona fortunata, avete delle amiche, molte cose materiali non vi mancano e consolante sorpresa. Insomma, è un 6 all'8, un 13 al totocalcio. Chi ha scelto il mazzetto numero 3 è bendato dalla fortuna, non si può fare di più, non c'è bisogno di dire niente, andrà tutto bene in amore. Quindi, cari amici, il mazzetto numero 1 è stato un po', come si suol dire, impegnativo, il 2 così così, e il 3 tutto ok, andrà molto molto bene. Bene, cari amici, il vostro magnetto veneziano ha finito qui. Questa sibilla interattiva è super veloce. Vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di Legare Magnetto Veneziano, i link li trovate qui sotto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.